Amiche e amici di Directa Sport, benvenuti qui al Palacus di Cagliari, dove si sta per svolgere la terza partita della quarta giornata del campionato italiano di rugby in carrozzina 2023. Un saluto da Luigi Falqui, con me Riccardo Carta a curare le immagini che state vedendo. Si stanno per affrontare la Saspo Cagliari e la Romane Sares, le due società più giovani a livello nazionale che concorrono in questo campionato. Ieri abbiamo visto anche il Padova Rugby, che ha vinto le sue due partite, infatti si è rilanciato in classifica lì davanti a tutti, a pari punti con la Polisportiva Milanese. Le due squadre che appunto si affronteranno poi a Milano il 21 ottobre nell'ultima giornata di campionato. Per Cagliari e Romanes invece finirà oggi il campionato, entrambi in fondo alla classifica con 0 punti, ma appunto sono le due società più giovani ed è normale che sia così in uno sport che deve ancora fare tanti passi in avanti qui in Italia. Ieri ne abbiamo anche parlato mentre è iniziata la sfida, e allora cominciamo anche a presentare le due squadre, mentre Romanes che si porta subito avanti con Querci della Rovere. E allora partiamo proprio dalla Romanes con le presentazioni. Con la numero 4 c'è Giuliano Cherubini, con la 5 Antonio Cozzolini, con la 7 il capitano Stefano Asaro, con la 9 Daniele Sola, con la 12 Emanuele Forte, con la 23 Fabiano Stefano Lioi, con la 25 Gianluca Rulli e con la 50 Vladimiro Querci della Rovere. Prestazioni che si concludono per dare il tempo alla meta di Simone Melis per Cagliari per fare l'1-1 immediato. Romane sicuramente guidata da coach Roberto Convito, che abbiamo avuto con noi, mentre arriva anche il 2-1 della Romanes con Daniele Sola. Per la Saspo Cagliari con la 14 Giovanni Ambus, con la 5 Giovanni Melis, con la 13 Simone Melis, con la 23 capitano Stefano Perra, con la 4 Fabio Sanna, con la 22 Salomon Menana Abaga Okomo, che ieri abbiamo chiamato un po' in maniera confidenziale Sal, così come viene chiamato dagli amici della squadra, con la 21 David Chete, a disposizione ovviamente di coach Nicola Marcello, anche lui è stato con noi in cronaca durante la sfida tra Romanes e Padova. Vedremo se durante questa partita si avvicinerà a noi coach Franco Tessari, coach di Padova ma anche coach della nazionale, che è rimasto qua per osservare i giocatori in campo. Abbiamo parlato con lui anche in una breve intervista che pubblicheremo sulla pagina di Directa nei prossimi giorni del movimento italiano, mentre Romanes che allunga con la seconda meta in questa partita di Querci della Rovere, partita che è iniziata comunque con un buon ritmo. E con Romanes si sta facendo valere comunque quella che, seppur poca, è l'esperienza in più. Per Cagliari invece occhio a Sal, che ieri è riuscito con la sua velocità, con i suoi dribbling, a mettere anche in difficoltà una squadra esperta come Padova, mentre Melis prova a vedere nello spazio il movimento di capitano Perra, la chiusura invece di Sola, che adesso ha giocato per Querci della Rovere, che ha lo spazio per passare, trovare così un'altra meta, quella del 5-1. Ieri ne abbiamo parlato con Marcello in cronaca quanto è importante iniziare meglio per poi poter gestire i secondi nelle azioni di possesso. Lo ricordiamo, 40 secondi per attaccare, mentre adesso ecco la velocità di Sal, che riesce a passare nonostante il tentativo in extremis di Sola di chiuderlo. E ovviamente si sente comunque un pubblico partecipe, nonostante sia domenica mattina, e quando la mente di Cagliari viene fuori tutta la sua euforia. Anche ieri comunque un grande pubblico
presente qui alla Palacus, nonostante sia la prima volta in Sardegna che fa tappa il campionato nazionale di rugby in carrozzina. Inserimento invece perfetto di Querci della Rovere. Palla adesso l'arbitro, li presentiamo i due arbitri. Primo arbitro Riccardo Ramundo, secondo arbitro Federico Cheddu. Entrambi ieri hanno arbitrato una partita come secondi del signor Ballerini, che il suo l'ha dato ieri e oggi, e allora magari sarà qui a guardare i suoi colleghi mentre arriva su questa palla Melis in due a chiuderlo, ma riesce a liberare benissimo per Sale, c'era anche Perra. Risultato di 6-3 a favore della Romanes. Che ritorna adesso più 4. Squadre oggi avversari, ieri compagni di cena. Ovviamente c'è stata l'ospitalità di Cagliari, ma come ha detto coach Convito, soltanto acqua, assolutamente non si è rischiato bevendo né birra né nessuna bevanda alcolica per essere in forma oggi. Salvataggio di Melis che si prende l'applauso, diventa poi un assist per Sale che non può sbagliare, velocissimo. E allora torna a meno 3 Cagliari, 7-4 adesso il parziale, quando sul cronometro sono ancora 4 minuti e 47 effettivi, ricordiamo 4 tempi da 8 minuti. Regolamento molto vicino a quello del basket da questo punto di vista. Infatti in caso di parità al termine del tempo regolamentare ci sarebbe un tempo supplementare e così via, insomma, proprio come nel basket, fino a quando non c'è un vincitore. Deve uscire in qualche modo Cagliari, Perra, pugno al pallone, trova Melis, ma gioco fermo perché sono passati 12 secondi entro i quali una squadra deve uscire dalla propria metà campo. Romanes che quindi può costruire, vedete che come c'è già il blocco preventivo su Sal in basso a sinistra. Questa volta però infrazione. Palla allora di Cagliari, si rimane sull'8-4. Ma viene chiamato un time out. Time out chiamato però da uno degli arbitri, non da uno dei giocatori in campo. Allora lo ricordiamo, ovviamente tra chi ci starà seguendo, immagino molti di voi ne sapranno le regole, per chi però si stesse affacciando magari anche per la prima volta. Ogni squadra può chiamare 6 time out a partita, 4 possono essere chiamati dai giocatori sui 30 secondi, 2 invece dai coach, ovvero dei time out veri e propri tecnici, e durano 1 minuto. Qua intanto azione perfetta soprattutto nei blocchi della Romanes, che va allora più 5. In meta Stefano Asaro,
E allora adesso sale con la sua velocità, vuole fare tutto da solo, in 3 a chiudere, la fa però passare, vediamo se va in 12 secondi, sì, allora va infermabile a fare meta Fabio Sanna. Quindi 9-5 adesso. Squadre comunque molto vicine che cercano sempre la pressione. La chiusura solo per un secondo di Sal. Arriva allora la meta di Sola per il +5 e vedremo se proverà anche a gestire questo vantaggio la squadra di Convito, che sta dicendo qualcosa ai suoi collaboratori in panchina. Anche ieri comunque si è fatto vedere bello vivo, mentre si prende qualche secondo in più Sal per andare in meta. Eppure i suoi compagni devono recuperare. Di solito è l'atteggiamento di chi, appunto, avendo già un vantaggio, può gestire i 40 secondi d'azione, mentre adesso cerca il varco, lo trova sempre Daniele Sola. Punteggio sull'11-6. Va da Sola adesso Simone Meli, il seguimento di Sola che sembra essere più veloce, allora ha bisogno di aiuto il numero 13 della Saspo. Che alla fine ha perso il possesso, mentre è stato chiamato adesso un time out. No, semplicemente cambio. Dentro allora Rulli, che inizia rischiando di farsi scippare il pallone con Sal sempre in agguato. Palla che poi è uscita, allora sempre la Romana sa provare. Sala adesso più veloce di tutti, ecco quanto conta la velocità, azione buona. -4 adesso per Cagliari, 2 minuti effettivi alla fine del primo quarto. Ma una bella partita con un buon ritmo. Adesso invece il Rulli che cerca uno spazio. Ancora 16 secondi la Romanes, mentre c'è infrazione probabilmente per i due attaccanti di Romanes che hanno superato i 10 secondi dentro la key area. Lo ricordiamo, quello è il rettangolino che ha come lato lungo la linea di meta, dove gli attaccanti possono restare per massimo 10 secondi, che abbiano o non abbiano il pallone. Intanto ho chiamato il time out. Chiamato da Fabio Sanna anche su suggerimento dalla panchina.
si lotta su questa palla vagante. Alla fine Rulli ha avuto la meglio su Melis. Rulli può approfittare del blocco su Sal. Tutto buono. 12-7. Romanes che riesce anche a riprendere subito la palla, e allora 1-2 importante per allungare a +6, e adesso diventa difficile per Cagliari. Quindi ci vogliamo l'ottimo passaggio di Melis per Sal, che ha uno spazio. Fabio Sanna prova ad aiutarlo, poi Sal ci mette anche il suo, serpentina, non riescono a fermarlo. Poi c'è però l'infrazione. E allora palla rimessa in gioco da Romanes, che rischia di perderla con Querci dalla Rovere. Possesso che resta comunque dei ragazzi in divisa gialla, che si affidano allora a Rulli. Va ancora il 25, che viene chiuso all'ultimo. C'è ancora l'infrazione, probabilmente prima di chiudere Rulli. Sal è uscito dalla linea di fondo con la carrozzina, ed è per questo che arriva l'espulsione momentanea di 1 minuto. Occasione importante allora per allungare ancora per i ragazzi di Convito. Asaro allo spazio, Asaro per il 14-7, quando mancano 25 secondi. Vediamo se Cagliari riesce a costruire un'ultima azione. Deve fare tutto, sa, velocissimo, ma arriva Rulli. Sal alla meglio il guineano. Ci sono ancora 10 secondi. Probabilmente sarà un possesso da quella fine, lo può fare anche nella sua metacampo Romanes, che l'allunga adesso. Palla che poi diventa di nessuno, ma è anche finito il tempo. Si chiude il primo quarto, avanti 14-8 Romanes su Cagliari. Adesso per noi lì nello spot, 2 minuti di nuovo qui. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento.
Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Di nuovo tornati qui al Palacus, giusto in tempo per l'inizio del secondo quarto, con palla Cagliari che va subito all'attacco con Perra che la alza, riesce per un secondo ad agganciarla, poi il contrasto con Rulli, la sporca Sal in 2 sul 25 di Romanes. Poi bello il cenno d'intesa tra lui e Sal. Il gioco che la deve riprendere con la palla Cagliari. Ed arriva anche la meta di Stefano Perra. Poi veramente non c'è neanche il tempo di insultare una meta che si deve andare subito in contrasto, subito andare a chiudere gli avversari. Il gioco comunque veramente un buon ritmo, e infatti ci ha messo pochissimo a riportarsi a +7 la Romanes. Siamo anzi +6, siamo sul 15-9. Ottima palla per Perra adesso. E poi Sanna, ben servita, arriva. Per il 10-15 che tiene comunque dentro la partita la Saspo. È chiaro che il risultato, soprattutto per i ragazzi di coach Marcello, sia meno importante il primo anno. Ne abbiamo parlato anche con lui, col coach, di come i primi anni serviranno veramente per imparare. Tanto qua con calma procede la Rovere a prendersi quel secondo in più. Il discorso comunque vale anche per la Romanes davanti a squadre con più esperienza. Questo è chiaro che però per loro sia l'occasione di trovare una vittoria, di fare un
passo in più nella classifica, mentre nello spazio Melis sa che troverà Sal, il più veloce di tutti, va a fare meta. (11-16). Un distacco che non è così grande, allo stesso tempo però diventa difficile recuperare, perché se si gioca poi punto su punto, allora per Romanes diventa più semplice gestire. Qui però Querci della Rovere non trova Rulli. Mentre tanto c'è un errore nel tabellone sul tempo. Stanno infatti adesso sistemando, è stato l'avviso infatti dell'arbitro, adesso verrà sistemato. Ricordiamo che l'ultima organizzazione della SASP ospitante viene anche grazie all'aiuto dei ragazzi dell'Istituto Tecnico Economico Pietro Martini, che sono messi a dare una mano al cronometro, al referto, e anche come raccattapalle sono fatti uno per linea di meta. Comunque tutto sistemato. E allora quasi 6 minuti pieni effettivi ancora di gioco nel secondo quarto. Comunque può già indirizzare quasi in maniera decisiva questa sfida, lo sa Romanes, che fa il 17-11 con Querci della Rovere. Blocco di Sala di aiutare Melis, poi però Sola, passaggio che non trova Stefano Perra, si mette di mezzo Querci della Rovere. Palla di Cagliari che aspetta che arrivi, sa che è riuscito a liberarsi da una doppia marcatura per tornare allora a -5. Ha dovuto girare, andare oltre la linea di metà campo e poi presentarsi all'appuntamento. Ma adesso anche lui deve tornare a dare una mano, perché avrebbero avuto bisogno di lui i suoi compagni. Torna +6 Romanes con la meta di Sola. Ma si sta veramente giocando al ritmo di una meta ogni 30 secondi. Di nuovo Sola prova a passare, riesce a eludere Melis, arriva Sala all'ultimo, ormai però lo spazio c'era, se l'è preso tutto Sola. +7 della Romanes. Poi Sal, buono il movimento, buona l'idea di Melis. Sola però arginato bene, adesso porta lui avanti l'azione dei suoi con questo ottimo passaggio per l'arrivo di Querci della Rovere, che deve soltanto spingere fino a meta.
E dunque 20-12, 4:20 sul cronometro, mentre eccola qua l'arma forte della Saspo Cagliari. Mentre colloquio tra la panchina della Romanes, del banco del cronometraggio, dove c'è anche Eva Roccato, responsabile degli arbitri Fispes. È stato comunque chiamato il time out, dovrebbe averlo chiamato, credo, coach Marcello. Praticamente a metà del secondo quarto. 4:15 sul cronometro. Momento importante anche per rinfrescare i giocatori. Infatti viene proprio spruzzata l'acqua. Ne abbiamo anche parlato ieri, come molti di loro, non voglio entrare nei termini tecnici perché non sono di mia conoscenza, quello bisognerebbe chiedere a chi ne sa veramente in campo di medicina. Comunque il corpo non riesce a percepire il calore, allora la sudorazione non fa il suo compito come dovrebbe almeno farlo normalmente. Allora, queste pose sono fondamentali, soprattutto con le temperature alte che la Sardegna ancora dà quando siamo invece ad ottobre. Gioco che intanto è ripreso e spinge Sola, ci vicino a lui il solito coach da Rovere. Sola prova ad andare da solo e ci riesce. Appunto rimessa in gioco sbagliata da Cagliari. Allora Romanes che è ripartita con la rimessa. Ottima giocata. Sale con la sua velocità, passa e adesso deve provare a entrare, non riesce, ha bisogno di una mano, arriva per l'azione e nulla. Ovviamente serve l'intervento dalla panchina per riposizionare Sal. Alla fine ha fatto tutto da solo. Non è chiaro però per cosa sia stata l'interruzione dell'azione. Gli arbitri sono obbligati a interrompere l'azione per una caduta soltanto se ritengono necessario un intervento immediato per magari una caduta grave, o in caso di palla morta, ovvero dove nessuno sta giocando ma lì davanti alla meta. Anche adesso infrazione con Perra che
da fuori, torna Sal. Azione di Romanes a 3 minuti dalla fine di questo secondo quarto. Asaro trova la meta del, dovrebbe essere 22-13 adesso. Mentre serie di blocchi in casa, è riuscito Querci della Rover a incastrare Perra, ma non può fermare Menis. Meno 8 adesso Cagliari, chiaro che l'opzione rimonta si allontana. Ma lo ripetiamo, la differenza tra le due squadre fa sì che il risultato sia secondario, anche se poi è chiaro che quando si entra in campo si vuole sempre vincere. Ormai che comunque ha allungato anche a +9, e allora Sal vuole fare tutto da solo, troppo veloce Sal, ha palleggiato troppo tardi il 22 di Cagliari. Hanno 10 secondi di tempo per palleggiare il giocatore in campo. Se entro 10 secondi non fai almeno un palleggio, allora c'è l'infrazione. Stavolta invece Rulli ha trovato un ottimo spazio per il +10 della Romanes Ares. E 43 effettivi alla fine del secondo quarto. Aspetta Menis, che è obbligato a giocare questo pallone, non può tenere di più. Menis che aspettava l'arrivo di Sal, stavolta però ben marcato. Allora Querci della Rovere si allarga, allora dovrà vedere in mezzo, forse no, obbligato invece, è uscito Sanna a chiudere proprio all'ultimo per Rulli, invece poi è più facile chiudere l'azione. E allora secondo quarto che indirizza la sfida a favore degli uomini di Coach Convito. Ancora Romanes che guarda Rulli, vuole darla a lui, alla fine può dargliela. C'è il blocco di Asaro che spiana la strada al 25. (26-14) adesso, +12. E Cagliari che da un po' non riesce più a uscire
Sal deve giocarla, prova a correre in avanti, Melis passano però i 12 secondi e si rimane ancora nella metà campo difesa dei ragazzi di coach Marcello. Ultimi 46-45 secondi. Si prende tutto il tempo. Poi Querci della Rovere non ha trovato Cherubini. Rolli gestisce invece l'uscita della palla. 25 secondi. Possesso che dovrebbe essere ancora giallo. E infatti va Asaro a incaricarsi della rimessa in gioco. E adesso non credo che abbia troppo interesse ad affondare Romanes, a meno che non si crei un'occasione ghiotta, ma da giocare fino all'ultimo secondo. Invece contatto probabilmente, braccio su corpo, contatto illegale. Sono messi solo quelli tra carrozzina, a meno che con la mano non tocchi solo il pallone. Ultimi 10 secondi che stanno andando, adesso siamo già negli ultimi 5, la tiene lì, si chiude allora così con il suono della sirena il secondo quarto, avanti 26-14 la Romane Sale su Saspo Cagliari. E allora 5 minuti di intervallo per noi spot e ci ritroviamo qua tra pochissimo. Grande Papu, ma quanto tempo che non ti vedo! Eri alto così? Sì, è vero! Faccio io, capitano! Viviamo questo evento con gratitudine estrema, anche noi genitori, e i bambini sono super motivati. E per quanto mi riguarda, e credo di parlare anche per gli altri genitori, siamo tutti molto più ricchi, grazie a voi, ovviamente, grazie a voi. Guardare avanti rendendosi conto, sia genitori che figli, che nella diversità esistono tante forme di diversità, ma anche tante forme di inclusione, e questa ne è la dimostrazione. Si mettono alla prova, si misurano, diciamo, con quelle che sono le loro capacità, quindi almeno una volta dovrebbero provare questi ragazzi a misurarsi. Siete migliorati tantissimo. L'incontro e il gioco è quello che stimola più di tutti la crescita. E la crescita è mentale, è fisica, è di socializzazione, è personale, è istruttiva
e quindi penso che non ci sia niente di meglio che avere queste opportunità. È stata un'esperienza notevole, diciamo che mi è piaciuto, ci vorrei ritornare e so che ci ritorneremo il mese prossimo e sono molto contenta di questo. Che peccato però che dobbiamo partire di già. Ed è tutto. Siamo tornati con il terzo quarto appena iniziato, lo ricordiamo, avanti Romanes Ares 26-14 su Saspo Cagliari. Romanes che sembra essere quindi destinata a trovare i 3 punti e lasciare Cagliari nel fanalino di coda della classifica. Infrazione stavolta invece di Rulli. Primi 2 quarti che hanno comunque messo in luce l'esperienza in più, anche la bravura in più ovviamente della squadra di Roma, soprattutto nel secondo quarto. Primo invece giocato più alla pari. Ha guardato per un momento Sal, troppo lontano, troppo pressato, e allora prima si è passati da Capitan Perra, adesso però Sal deve dare lo strappo e ci riesce. Ha provato all'ultimo Conci della Rovere a sbarrare la strada, velocissimo il numero 22 di Cagliari. Meno 11 adesso per i ragazzi di Marcello. Sono comunque tanti. Già pronti blocchi preventivi, attenzione invece a Corci della Rovere, lontano, libero,
Rulli sa che deve andare a cercare lui. Ora invece è Quecia che nello spazio, molto bene, blocco perfetto, ringrazia Rulli. Stesso Rulli che va a dare la prima pressione, allora Pera la lancia in avanti perché sa che troverà Sal, che scalda anche il pubblico. 27-16. Comunque la prima volta speciale per lui come per tutta la Sassuolo Cagliari. Poter avere il supporto degli amici, dei familiari, per la prima volta tutti presenti qui per loro. Rende sicuramente tutto più magico. È chiaro che poi il risultato non sarà quello sperato, o comunque quello più desiderato, però resta comunque un weekend speciale per un progetto che ha le sue radici nel 2020. Tra i primi di questo gruppo ovviamente il capitano Stefano Perra, appassionato da subito a questo gioco, ed è proprio lui a trovare ancora una volta Sal per quantomeno accorciare la distanza. Diventa 27-17 adesso il risultato. Chiamato invece il time out da cui purtroppo è difficile sentire i discorsi dei due allenatori. Sembra averne di più da dire coach Marcello rispetto a coach Convito. Probabilmente c'è qualcosa che mi sta piacendo, sta vedendo qualcosa non gli sta piacendo. Vedremo se le sue indicazioni daranno frutti. Tanto Cagliari che deve difendersi però dalla Romanes, con Sola che è rientrato in campo ed è rientrato nel migliore dei modi. Meta in questa azione solitaria, ovviamente riuscita grazie anche ai blocchi dei suoi compagni. Torna più 11 allora la Romanes Ares. Melis prova a togliere la quercia della Rovere. Sal fa tutto il giro, Sal capisce poi però che con Sola non si passa, allora nuova finta, incredibile l'azione di Salomon. 18-28. Che diventa adesso 18-29. Scivola il pallone dalle mani di Melis.
fa da solo Quercia Rovere, e si è liberato dalla pressione del suo avversario. Da lì strada spianata, adesso invece prova ad andare Perra, ma c'è l'infrazione. Che adesso Quercia Rovere deve cercare l'inserimento, che arriva puntuale con Sola. Scappa allora più 13 la Romane Sales, dovremmo essere sul 18-31. All'ultimo Perra contrastato, ci sarebbe San, alla fine la scelta è per Sal, che non riesce a tenere tra le mani la palla e perde l'occasione per il colpo del 19-31. Sa che poi resta qua a pressare, Sola riesce comunque ad avere la palla, ad andare via da solo. Sola, adesso sono in due, a fermarlo, non ci riescono. Ricordiamo che può sembrare magari un po' più facile, visto da qui, muovere quel tanto in più che passerebbe una carrozzina, ma le carrozzine hanno un certo peso, specie quando sono ferme. Time out chiamato dalla Saspo Cagliari quando mancano 3 minuti e 23 secondi effettivi nella fine del terzo quarto. Momento per rivedere qualcosa, magari anche preparare qualche cambio nel finale anche per la Romanes, per dare spazio a chi ne ha avuto meno in una gara ormai indirizzata, se ne direbbe più di un'impresa a Cagliari per rimettere seriamente in vita questa sfida, per rimettere in discussione il risultato finale. Tanto poi c'è anche chi ne approfitta, la catapalle che palleggiano. Alla fine l'istinto è sempre quello, quando c'è un pallone difficile resiste la tentazione di giocarci. Il gioco però è ripreso. Romanes che è ripartita con questa meta. (18-33) il punteggio, stavolta invece Melito è riuscito a controllare, però l'ultimo tocco non è stato suo. Possesso blu ancora. Ambus prova ad andare lui adesso, va Ambus, ha bisogno di un aiuto perché in due lo chiudono
E allora Giovanni Melis, spazio anche per loro in questo terzo quarto, non è riuscito però il numero 5 di Cagliari a trovare poi un altro compagno, e allora diventa tutto facile per Minnesota con questo contropiede. L'ha inseguito Ambus, ma ormai era dietro, difficile lì rimontare a meno che non hai la velocità di Salomon. Stavolta invece sfruttato alla grande questa rimessa, solo ha dovuto semplicemente portare il pallone oltre la linea. Nuovamente possesso della Romanes, poco più di 2 minuti effettivi alla fine del terzo quarto. Adesso il dribbling di Sara su Perra, che ha provato ad opporsi, ha provato ad agganciarlo senza riuscirci. Poi è mancato il controllo di Giovanni Melis. Allora ancora la Romanes, mentre bravo questa volta Ambus, che è riuscito a far uscire fuori dal perimetro del campo Querci della Rovere, togliendo così il possesso dei suoi. Tanto nuovi cambi nella Romanes. Di nuovo Rulli, di nuovo, anzi forte adesso in campo. Prova questa giocata Ambus a cercare l'inserimento di Melis, ha recuperato invece palla la squadra di Convito e poi è andata a trovare un'altra meta. Più difficile adesso per la Saspo, che non ha nel suo quartetto in campo Salomon. Ovviamente spazio a tutti adesso. Riesce invece Giovanni Melis, di nuovo dentro Fabio Sanna, sempre su il compito di rimettere in gioco il pallone. Bello questo pallone intanto per
Ambus che riesce a trovare la meta. Diventa allora 19-37. Ma giustamente poco importa, con tutti presenti qui alla Palacus che si godono e che festeggiano ogni meta della squadra di casa, che adesso però non riesce a contrastare Rulli, che infatti per pochissimo ma è passato. Perde palla Ambus, ci sono meno di 40 secondi, può gestirli tutti col pallone tra le mani da Romane Sares prima di andare al riposo. Quelli che però ci sta pensando a trovare anche la meta senza neanche aspettare, deve fare i conti con Perra che gli sbarra la strada, dall'altra parte invece gliel'ha preparata, gliel'ha apparecchiata Querci della Rovere, e allora a 3 secondi dalla sirena è arrivato il colpo delle 39-19. Ancora 2 secondi. C'è bisogno dell'intervento dei meccanici. C'è adesso un problema con la carrozzina. Forse soltanto era messo male Sanna, non sembra che abbiano toccato di per sé la carrozzina, più messo meglio le sue gambe. Intanto comunque si chiude anche il terzo quarto, e allora adesso pausa in meno di 2 minuti e poi ci viviamo insieme l'ultimo quarto di Saspo Cagliari Romane Sares Rugby Roma.
si inizia con Stefano Asalo che gioca per Sola l'ultimo quarto di questo Saspo Cagliari Romane Sares Rugby Roma. Inizia già con il 9 dei gialli che prova all'inizio ad andare da solo, poi è proprio Asalo che ha fatto iniziare quest'ultimo quarto a trovare anche la prima meta negli ultimi 8 minuti effettivi di questa sfida, anzi sono anche gli ultimi 8 minuti effettivi del campionato di Roma e Cagliari, che infatti chiuderanno qua la loro stagione, non hanno altre partite in calendario, non faranno parte della tappa di Milano. Con la quale si decidono le ultime sorti del campionato. Romanes che ha cominciato forte anche ora, nonostante abbia già un grande vantaggio, ma ovviamente si vuole godere gli ultimi momenti che coincidono anche con la prima unica vittoria di questo campionato. Ora invece prova a venire fuori la Saspo, ma per il momento agganciato per gioco allora per Sanna. Per un secondo ho sentito il suono di una coma bucata, sembra se invece tutto ok, poi attaccato l'arbitro, ha dovuto chiedere l'interruzione del gioco, è arrivato Cozzolino che giustamente se la ride. Sicuramente non fa benissimo il colpo di una carrozzina altezza polpaccio. Tutto ok per fortuna per l'arbitro. Tanto Ambu cerca Melis, vediamo se riesce a salvarla da tutto. Melis riesce, no, è riuscito anche ad arrivarci, infatti quasi si dispera il più giovane della Saspo Cagliari. Intanto spazio, gli ultimi 6 effettivi per Salomon, anzi no, invece arriverà credo tra poco il cambio, forse un'incomprensione, lo stesso Ambus era uscito, Ambus che adesso ci regala quest'ottimo pallone, riesce ad arrivare sola però a chiudere, serve che qualcuno si liberi entro 2 secondi e arriva al photo finish la meta di Sanna che è riuscito a smarcarsi. Potrebbe averla anche gestita, da qua sembrava essere più bloccato, magari invece lui sapeva di avere lo spazio per repassare, potrebbe aver aspettato, mentre adesso proprio il 4 dei Cagliari non può nulla dall'arrivo di Sola. Romanes che ha trovato il suo 42esimo punto in questa sfida, 20 per Cagliari che potrebbero essere 21, sta andando per andare da solo per la fine, anche lui recupera, arriva Melis contrastato, ha bisogno di un compagno, ci sarebbe ancora una volta Sanna da solo, cerca Ambus o forse sperava che Sanna fosse ancora lì, giocata complicata.
E adesso arriva il momento di Salomon, subito l'applauso per lui dai ragazzi qua sugli spalti, anche tanti giovani oggi qui presenti, un bellissimo messaggio sicuramente. Va intanto Sola per il 43-20. Sul cronometro invece sono 4:50 da qui al termine della sfida. E allora adesso Melis va a giocare, trova Sal, prova a creare lo spazio Sal e ci riesce perché disturba il tanto che basta Sola, e Sal si ripresenta così. Asaro riesce a passare alla fine. (44-21) in favore di Roma. Partita che comunque ha veramente un buon ritmo anche nell'ultimo quarto, ora che ovviamente la stanchezza si farà sentire nelle braccia di tutti i giocatori. (3:55) sul cronometro, è già passata metà di quest'ultimo quarto. Sanna sballa sulla Sola che poi si gira magistralmente e poi passa anche su Sal. Cozzolino gli crea lo spazio in più. Adesso invece Sal deve uscire in fretta dalla sua metà campo, la Saspo non ce la fa per pochissimo. Se fosse riuscito ad andare dritto per dritto un attimo prima, probabilmente Sal ce l'avrebbe fatta, anche per che ha un grande cambio di passo. Il blocchi adesso della Romanes, ci mette la mano Sal, non se l'aspettava forse Sola. Stavolta invece tutto facile per il 9 della Romanes. Blocchi perfetti dei suoi compagni. Invece adesso Sal è uscito fuori. Sì. Allora ancora Romanes, questa volta sarà sbarrata, addirittura da 3 per il momento per Sola. Arriverebbe Cozzolino, ora è chiuso Asaro, vediamo se ha lo spazio, gli dice di no Melis, però è meta. Veramente al limite, infatti hanno dovuto sistemare anche il conetto mi presente poi con la ruota a destra, è abbastanza evidente adesso, è andato fuori dal campo Sal. Serve ancora una volta un aiuto
Vediamo se per Sado il problema è lo stesso di prima. Sì. E infatti li stanno posizionando meglio le gambe. Poi non so effettivamente se si è messo magari male qualche appoggio della carrozzina, ma qui è tutta l'azione, quindi non vado oltre, anche perché il gioco è ripreso. 2 minuti effettivi ancora. Un'altra meta per Sola, di forza anche stavolta. Dovrebbe essere 48-21. Passati 12 secondi, arriva un time out. Forse solo cambi. Credo solo cambi, neanche un time out dal campo, quindi gioco che è già ripreso con Rulli, si vuole divertire. Meno di 2 minuti effettivi per chiudere al meglio questo campionato 2023. La risposta di Sal. Allora 22-48, anzi 22-49. Romanes che prova a fare cifra tonda adesso. Chiuso all'ultimo, no, passa alla fine Rulli. Gli aveva creato lo spazio giusto per della Rovere. E adesso Romanes che vediamo se giocherà anche con il tempo, perché siamo 46 secondi. C'è almeno un'azione completa, 2 anzi, anche se una incompleta. Vediamo se e come verrà gestito allora il tempo. Dentro da Vicchete. Ma c'è prima il time out, però i cambi saranno quelli. Spazio di nuovo a Giovanni Melis, entra anche da Vicchete. Che chiuderanno il quartetto insieme a Simone Melis e a Salomon. E allora le ultime indicazioni per le ultime probabilmente 2 azioni di questa partita. Dipenderà molto da come gestirà il tempo la Romanes. Con Rulli che però a cui non piace tantissimo gestire, infatti sta già guardando dove può entrare, anche se stavolta forse anche lui sceglie di seguire indicazioni di convito, guardando anche il tempo residuo a 15 secondi ancora la Romanes per chiudere l'azione. Ne ha 15 ancora adesso
questa partita. Azione che si è interrotta per un'infrazione. E ora gli ultimi 7 secondi che saranno di possesso della Romanes. Pulci della Rovere, vediamo se ci prova. 5 secondi, 4 secondi col passaggio per Asaro, che proprio al photo finish chiude con la meta e allora finisce qui. 51-22 la vittoria del Rugby Roma sulla Saspo Cagliari e la fine del campionato per queste due società. In fondo alla classifica ci sarà la Saspo, a cui vanno però gli applausi sia per l'organizzazione della prima volta del rugby in carrozzina in Sardegna, sia per aver parlato il pubblico. Un applauso che hanno fatto a tutte le società per lo spirito sportivo che hanno messo in mostra, valori che non sono mai scontati, che è sempre bello raccontare. E a proposito di raccontare, prima di chiudere questo collegamento con il saluto delle due squadre, permettetemi anche di dire che questa disciplina, il rugby in carrozzina, è la 40ª disciplina diversa raccontata da noi di Directa Sport in tutti questi anni. Un onore per noi, un piacere, anche un grande risultato, perché vuol dire che siamo riusciti a convincere tante società a credere in quello che facciamo, in quello che amiamo fare. Dopo questo piccolo momento di protagonismo chiudiamo il nostro collegamento in questa domenica qui a Cagliari con quest'ultima immagine. Un ringraziamento da me, da Luigi Falco e da Riccardo Carta, che ringrazio anch'io personalmente per le immagini che vi ha mostrato. E dunque finisce qui il nostro collegamento. Una buona domenica a tutti.